Avete presente quel sapore inconfondibile? Quell'esplosione dolce e sapida che trasforma un semplice piatto di pasta in un capolavoro assoluto? Un rito che si ripete ogni giorno nelle cucine di chi ama la qualità vera. Un sapore che non nasce per caso, ma da un incontro unico tra terra e mare. Siamo in Sicilia, nel punto più a sud dell'isola, dove l'orizzonte è segnato da queste distese. Qui a Pachino, dove l'oro rosso è il vero protagonista. Benvenuti sul canale Sicilia Terra, io sono Sofia e oggi vi porto in un viaggio speciale. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i nostri prossimi racconti. Il vostro supporto ci aiuta a far conoscere le eccellenze della nostra terra in tutto il mondo. Siete pronti a scoprire i segreti del pomodoro più amato? Allora seguitemi! Siamo nell'estremo sud-est della Sicilia, un luogo dove il sole picchia forte e il vento profuma di sale. Qui si incontrano lo Ionio e il Mediterraneo, creando un microclima perfetto per l'agricoltura. Il pomodoro di Pachino IGP non è solo una varietà, è il risultato di un terroir irripetibile. Siamo al di sotto del parallelo di Tunisi, la luce solare qui è la più intensa d'Europa. Questo calore costante è fondamentale per la maturazione perfetta di ogni singolo grappolo. Ma il vero segreto, quello che rende questo pomodoro unico, è nascosto nel sottosuolo. Le acque di falda usate per l'irrigazione sono salmastre, ricche di preziosi sali minerali. Questo sale stressa la pianta, che per sopravvivere si difende concentrando gli zuccheri nei frutti. È una reazione naturale che regala al frutto quella sua inconfondibile ed eccezionale dolcezza. Un equilibrio perfetto tra sapidità e zucchero che non troverete in nessun altro luogo al mondo. Entriamo ora nel cuore della produzione. Coltivare l'oro rosso non è certo un lavoro per macchine. È una questione di mani sapienti, di schiene piegate e di un amore profondo per questa terra. Nelle serre, le piante vengono protette dai venti carichi di salsedine che soffiano dal mare vicino. Ogni singola pianta viene seguita giorno dopo giorno, con estrema dedizione e pazienza. Agricoltori esperti controllano la crescita, legando le piantine una ad una con fili di corda. È un lavoro meticoloso, fatto di gesti antichi che si tramandano con amore di padre in figlio. Si aspetta il momento esatto in cui il rosso diventa brillante, segno di una maturità perfetta. La raccolta avviene esclusivamente a mano, grappolo per grappolo, con estrema delicatezza. Non c'è spazio per la fretta. Ogni pomodoro deve arrivare integro e perfetto sulle vostre tavole. C'è un rispetto sacro per il ciclo della natura in tutto questo incredibile processo artigianale. Ed è per proteggere questo immenso patrimonio che interviene con rigore il Consorzio di tutela. Vengono effettuati controlli rigorosi per garantire che ogni confezione rispetti il disciplinare IGP. Il bollino che vedete è la vostra garanzia di autenticità e di vera eccellenza siciliana. Spesso diciamo semplicemente Pachino, ma sapevate che ne esistono diverse tipologie? Ogni varietà ha la sua personalità e il suo uso ideale in cucina. Scopriamole insieme ora. Il ciliegino è il re indiscusso, piccolo, tondo e dolcissimo, ideale per sughi che sanno di sole. Il costoluto, dalle pareti grinzose, è la star delle insalate estive, ottimo quando è ancora verde. Il tondo liscio, con il suo colore vibrante, è invece perfetto per le conserve fatte in casa. E infine il datterino, una vera caramella della natura, allungato e dal grado zuccherino altissimo. Scegliere la varietà giusta significa esaltare ogni ricetta con il sapore autentico di Pachino. Dietro un piccolo pomodoro c'è un intero ecosistema, mare, luce e tradizioni millenarie. È la storia di una comunità che ha saputo trasformare una terra difficile in un giardino prezioso. Ricordatevi di questo viaggio la prossima volta che sentirete quel profumo inconfondibile. Il nostro viaggio termina qui. Spero che questa scoperta dell'oro rosso vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un like e condividete il video con altri amanti della buona cucina. Iscrivetevi a Sicilia Terra e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Grazie per aver viaggiato con noi. Ci vediamo alla prossima scoperta!